ciao da Nicolette, sono sempre in libreria perché sta diluviando. Oggi vorrei parlarti, grazie ai miei collaboratori che mi hanno dato una bella idea, della scusite. Scuse. Ieri facendo riunione ho detto ai miei ragazzi una cosa che a loro ha colpito, per me ormai è un'ovvietà, però magari può colpire anche te. Dopo il corso abbiamo fatto una maxi riunione sulle scuse. Le scuse, sono arrivata e ho detto ragazzi dai, la prossima settimana c'è questo da fare. Ah, c'ho da studiare, ah. E ho detto ragazzi, ok, è vero, ma quanto siamo malati di scusite? Quanto tempo perdete durante il giorno, ho chiesto loro? Quanto tempo buttate via in stupidaggini, in whatsappate, in Facebook, nel guardare la tv, nel... Certo, sono momenti di piacere, anche il sano cazzeggio può essere positivo, ma quante volte arroghiamo delle scuse? Non ho tempo è quella più classica. Pensa a questo, quando qualcosa ti vibra, quando qualcosa ti risuona, non c'è distanza, non c'è tempo. Io lo noto che quando magari qualcuno mi dice ah dai ci troviamo, se quella persona per me non è importante e devo fare anche solo 10 km, quello mi pesa. Quando qualcosa per me conta, i 500 km non contano nulla, non impattano. Cosa c'è per te di importante? Buongiorno. Ciao. Cos'è che per te non ha nessuna scusa? Perché sei ammalato di scusite? Quando è che sei pigro? Quando è che non agisci? Cosa puoi fare per uscire da quell'area di comfort e da quella pigrizia mentale che ti porta a dire è difficile, non ce la faccio? Pensaci, qual è la malattia del secolo? La scusite. Come puoi fare ad andare oltre? Cosa puoi fare da subito per smetterla di raccontarti delle scuse? E con questa domanda ti saluto dalla libreria Velti, è tutto e a presto, ciao!